Benvenuto alla Taverna, Friuli Wines, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, l'host. Salve amici di vini friulani, benvenuti alla Taverna. Sono il tuo amico Wayne Young. E oggi abbiamo la seconda parte di questa conversazione con Gianni Menotti, grandissimo enologo qui in Friuli Venezia Giulia. Durante questa conversazione parliamo di diversi vitigni, parliamo un po' dei altri progetti fuori dal Friuli che Gianni sta facendo. E durante questa conversazione parliamo un attimo di Canonau. E si vede durante la conversazione parliamo di Canonau, io dico che Canonau è uguale al Grenache, no? Al Garnacha. E lui mi contraddice e dice che no, non è la stessa cosa. Allora, cosa ho fatto? Quando ho fatto l'editing di questa puntata, sono andato a cercare queste cose con Canonau e Grenache. E anche su Wikipedia adesso, se tu vai a guardare la prima riga di Wikipedia, dice che Canonau e Grenache e Garnacha sono uguali. Però vai giù e si vede che sono stati i Fenici che hanno portato questo vitigno a Sardegna e mi pare che geneticamente non è uguale a quello spagnolo. Allora Canonau non è Grenache, è un altro vitigno. Molto interessante, però secondo me non è finito qua. Se hai un po' di informazione su questo, mandami un messaggio o metti un post o sul mio social, perché se tu sei un esperto di Canonau o di vitigni, mi piacerebbe di più di questo misterio, no? Questo mystery del Canonau. Comunque, andiamo avanti con la seconda parte di questa conversazione con Gianni Menotti. Peraltro, ecco, uno dei vitigni che di più vedo può adattarsi a questo cambiamento climatico, guarda caso, è il friulano, il mio vecchio Tokai. Il friulano? Sì, ho visto che nonostante tutto è abbastanza corrispondente, ogni anno riesce a dare prestazioni e performance molto, molto, molto importanti, anche se le temperature sono diverse. Ma sai perché forse? Perché primo perché ormai è consolidato qui nella nostra terra, cioè. Ma penso anche perché lui è proprio più, non ha una maturazione come magari un Sauvignon piuttosto che il Pinot Grigio molto anticipata, diventa una maturazione comunque media, no? E allora il global warming, la temperatura che avete notato, tutti notano in agosto specialmente molto alta, non è in settembre. Settembre generalmente comincia la pioggia, eccetera, quindi non c'è questo global warming così evidente in settembre. Ma lui in settembre però matura. Il Tokai. E questo forse è un po' la sua capacità a essere adatto anche al cambiamento climatico. Allora, correggimi se sbaglio, quello che sto sentendo è che questa temperatura alta un po', quando, se io ricordo bene, sopra un certo livello la pianta smette di maturare l'uva. Sì. E allora quando va sopra, mi sembra, 35 gradi, esattamente, si molla, non si va ferma, avanti. si ferma, chiude gli stomi, si blocca un po'. Esatto. E dopo, quando ritorna un clima più mite a settembre, si va avanti con la maturazione. Esatto. Allora il friulano si vede che ha più tempo a disposizione. Ok. Ecco. E io ho pensato che forse il friulano è uno di quelli che ha sofferto di più. Ma potrebbe perché essere è sempre di bassa acidità. Bravo, questo è vero, però l'acidità, sai, non è detto che sia sempre l'elemento chiave, l'elemento importante, no? Molte volte il Tokai di per sé appunto ha bassa acidità, ma è abbastanza, cioè riesce paradossalmente anche a bassa acidità ad essere un grande vino. Perché è così. Sì. Per esempio il pH anche, che fa parte del gruppo che stiamo così, dell'acidità, è un pH molto più alto per esempio del Sauvignon, della Ribolla stessa, della Malvasia e così via.
ma nonostante questo riesce ad essere comunque molto piacevole organoletticamente. Io ricordo una volta ho addirittura, ma tanti anni fa, ho fatto un Tokai che aveva addirittura un pH che l'enologo diceva che roba è 4 di pH. L'ho imbottigliato così, adesso dopo ormai 15 anni lo riassaggio ogni tanto perché ho alcune bottiglie, è fantastico. Dai. Quindi non esiste neanche lì, insomma, la certezza che i valori analitici siano effettivamente quelli che determinano un grande vino. Io credo che questo corrisponde invece al terroir. Il terroir è un'altra cosa, Okay. la zona dove viene coltivato, nonostante tu abbia magari qualche scompenso analitico, riesce comunque a dare un grande risultato. Il Tokai, che qui si trova ormai da tantissimi anni, ormai autoctono, o nasce autoctono, qui insomma ci sono 1000 pensieri, è proprio il vino che per me riesce a dare grandi risultati. Io sono sempre stato un grandissimo fan del Friulano. Oh, beh, L'unica cosa che forse lavorando per tanti anni nel mercato americano, quello che c'era un po' difficile per il palato americano era sempre questa sensazione di amaro che americani in generale non apprezzano. Sì, ma sai, però che voi americani prima, insomma, intanto l'approccio al vino è stato nel tempo, nella storia un pochettino più avanti rispetto all'Europa, no? E di conseguenza, cioè nel tempo, no? Avete cominciato a bere un po' dopo, perché noi qua beviamo tantissimo, da tantissimi anni. E di solito nel processo di evoluzione di una persona, no? Prima comincia con la dolcezza. La dolcezza di un vino è fondamentale. Infatti all'epoca, tanti anni fa, tutti i vini avevano per l'America avevano questo residuo zuccherino, esatto. che faceva differenza. Ma nell'uomo l'evoluzione porta invece ad apprezzare la meno questa sensazione dolce e più verso qualcosa di più così magari una piccola aggressività, se vogliamo, nella bocca, che può però darti più soddisfazione, perché poi vai a cercare questo poi alla fine, no? Certo. Il mio, diciamo, viaggio, la mia camminata nel mondo di vino è cominciato con quei vini che hanno detto bassa acidità e tantissimo zuccherino residuo. Sì. Adesso mi trovo che sto cercando proprio l'opposto, più secco e più acidità. Certo. Mi piace quell'energia e secondo me questo è un percorso normale per persone che cominciano ci sono certe persone anche che fermano con il primo step. Però quando vai avanti si cerca sempre più quell'energia dell'acidità. Ma logico, perché capisci che il cosiddetto residuo zuccherino è un po' una forma di copertura magari di certe cose, di certi difetti, eccetera, no? E invece il vino deve essere tutt'uno, no? Deve essere veramente qualcosa di unico, di suo, di monolitico, no? Non così cercato di proporlo in una veste un pochettino diversa, no? Il vino deve essere lui, c'è poco da fare. Lo zucchero non fa diventare il vino come era originariamente, insomma, no? Ecco, è sempre una falsatura un po', ecco. Tornando a quel Friulano di 4 di pH, che è durato tantissimo, perché sta durando. Sta durando. Sì. Quando si parla della longevità di vini rossi, solitamente si parla di tannini, solitamente. Quando si parla della longevità dei vini bianchi, si parla di acidità, solitamente, che mantiene un vino. Ma non è sempre così. Esatto, e per quello volevo chiederti che cos'è che tiene questo vino in viva, anche se l'acidità, che nella mia testa è quello che porta il vino avanti. Cosa c'è in questo Friulano che lo porta nel futuro? Un po' la sua struttura, un po' la sua complessità, allora, perché una volta l'alcol sicuramente. Una volta il Friulano, parlo di 30 anni fa, lo si faceva a 12,5 perché era produttivo, tutti lo lasciavano produrre tanto, anche 3, 4, 5 kg per pianta, e chiaramente questo non faceva diventare un vino particolarmente alcolico, si fermava a 12, 12,5, no? Veniva sempre aiutato, no? E invece adesso è il contrario, siamo arrivati veramente a produrre Tokai con basse produzioni, quindi con giusta alcolicità, e anche l'acidità è cambiata in senso positivo, in tal senso, e quindi questo vino riesce a durare nel tempo, nonostante magari qualche valore non sia perfettamente nella norma, diciamo nella norma enologica, che poi insomma è una norma così scritta per tutti i vini. In realtà ogni vino ha la sua storia, no? Certo.
Prendiamo un attimo la parte opposta del mondo del vino bianco e parliamo un po' di Ribolla Gialla. Ribolla Gialla per te è un vitigno che si può portare avanti? Che cos'è? Perché per me quando si pensa dei apposti di vino, un vino friulano opulente, rotondo, sento un Ribolla Gialla più fresco, più magro, e il gusto del pubblico sta andando più verso il Ribolla Gialla, vini meno alcol, più freschezza, meno corpo. Allora del Ribolla Gialla ovviamente lavori con Ribolla Gialla come sicuro, io. certo. Allora cosa provi di tirare fuori del Ribolla Gialla? Ma la ribolla, tu lo sai, non è che abbia particolari così performance alcoliche, no? Si ferma nella media intorno ai 12, 12,5 più o meno di grado alcolico. E questo è un po' il suo limite, però per contro ha un'acidità importante che lo fa diventare molto fresco, no? Lo fa percepire come molto fresco. Nel tempo, se devo scegliere tra il friulano e la ribolla come durata nel tempo, scelgo il friulano al 100%, logicamente. Perché, come dicevo, sì l'acidità, cioè la ribolla, ma manca la struttura che invece, ecco. Quindi la ribolla per me è un grande vino che deve essere consumato nei primi anni di vita. Ecco, e ti dà soddisfazioni perché come aperitivo specialmente diventa molto accattivante, anche nella versione spumante, molto interessante, eccetera. E poi anche lì, ecco, bisogna studiare un pochettino la maturità. Ecco, paradossalmente andando troppo nella maturità riesce ad essere meno apprezzato perché la sua componente aromatica la esprime quando è giustamente maturo, non troppo maturo, ecco. Poi della ribolla si fanno tante cose, si fanno anche le macerazioni, infatti. eccetera. Ma questo è un altro stile che cambia radicalmente il tipo di vino, è un'altra cosa, insomma, ecco. Certo, e cosa pensi dei macerati in generale? Ma come dicevo prima, io non ho particolari, non sono contrario a nulla. Ecco. Ognuno fa quello che desidera e se trova il cliente adatto per vendere il suo vino che produce perché ci crede, è giusto che lo venda. Poi non a tutti piace questo tipo di vino. È qualcosa che tu fai o facevi nel passato? Ma faccio anche qualcosa che mi chiedono, Bianchi anche macerati. nella vicina Slovenia, qualche robettina la faccio, sì. Ecco, ma sempre ricordando il vitigno, ecco, voglio comunque mantenere sempre questa tipologia, questo stile, ecco, no, quindi non esagerato, ecco, una macerazione non esagerata, ma di qualche giorno che comunque possa dare qualcosa di diverso, ma non nella forma appunto esagerata. Sì, ecco. io ho sempre sentito che i vini fortemente macerati, i bianchi fortemente macerati, per me perdono un pochino lo stile, la sensazione. La tipicità viene persa per forza, perché chiaramente il vino si ossida un po' di più, le componenti aromatiche vengono un po' meno. Però fa un altro vino e come dicevo prima è una proposta enologica che chi vuole ce l'ha, ecco, tutto qua. Poi non è una discussione qualitativa, è un discorso di stile. Esattamente, esatto. Sì, ma difatti non voglio precludere a nessuno la sua proposta enologica, perché poi se io bevo questo vino o non bevo questo vino, a me non è un problema mio, è un problema di scelta, di gente a cui piace questo. A me per esempio non piacciono le trippe, no? Ok. Neanche io. Ecco. E a tanta gente piace, per cui è giusto che ci siano, per chi piace va bene che ci siano. E i vaggi cosa pensi? Ovviamente il tuo benchmark, monovitigno, purezza, tipicità, però dopo quando si comincia ad andare verso i blends, i vaggi, si perde un pochino. Ma non è che perdi, tu crei un altro vino con i vitigni con il monovitigno, crei un altro vino che deve avere quel benchmark che tu hai in testa. Ok. Mi ricordo il primo che ho fatto è il Pomedes di Roberto Scula. È uno dei miei preferiti. Che è il primo vaggio che ho fatto tantissimi anni fa. Beh, questo è nato proprio da un'idea seduta a tavolino, un tavolino che era il Pomedes, la zona Pomedes di Cortina. Con Roberto eravamo lì in una tempesta di neve, avevamo tempo, abbiamo deciso di fare questo. E così è creato il primo vino con i vitigni, diciamo, con i singoli vitigni. E adesso questo tipo di vino deve rispettare questa tipologia. Ok. Perché è un altro vitigno, no? È un altro vitigno
fatto da tanti vitigni, ma un altro vino che corrisponde a quel vitigno ipotetico in testa a me che come blend di tanti vitigni da quello. Allora tu stai dicendo che se fai un blend deve essere sempre quello. Sempre quello, sì. Deve avere deve rispettare un caratteristica sua. Assolutamente sì. Che rispette, non deve essere un vino che cambia No, anno. no, deve essere un'idea, un concetto bravissimo. che deve essere costante degli anni, ovviamente annate. È chiaro che cambia e anche per questo nel blend molte volte non è che la percentuale dei singoli vitigni sia la stessa. No. Si cambia in funzione di quel progetto. Esatto, bello questo. Rossi, Merlot, però tu non hai detto niente di Rifosco, che è il mio vitigno rosso friulano preferito. Sicuramente sì, ma per me resta sempre il Merlot, il più bel vitigno in assoluto al mondo, che io adoro. Bel vitigno nel mondo, sì, dici. È il più coltivato. È il più coltivato, ma anche quello che può dare garanzie quasi ogni anno, specialmente qui affidabile. Specialmente qui in Friuli, che sta diventando terra di Merlot, a mio parere, se tutto questo, se questo clima in qualche maniera rispetta ancora queste caratteristiche, riusciremo a fare sempre un grandissimo Merlot da queste parti. Naturalmente il Merlot fatto qui non può produrre tantissimo, deve produrre, ma anche da altre parti d'Italia, insomma, ecco, una quantità un po' più limitata. Ecco, così riusciamo a ottenere quella maturità non solo zuccherina, ma anche fenolica e strutturale, questa complessità, questa armonia, questa piacevolezza di beva che il Merlot sa dare, perché non è un vino troppo acido, neanche poco acido, è quel giusto acido che serve proprio a darti quella bocca rotonda, questa piacevolezza, di questa sfericità del vino, insomma, ecco, che io adoro. Poi chiaramente, come hai detto tu, c'è anche il Refosco, e anche qui il Refosco, che è un po' più selvatico, diciamo, rispetto al Merlot, però è il vitigno, secondo me, autoctono più giusto da coltivare nel nostro territorio in Friuli. Ok, perché dici questo? Ma perché riesce a maturare, se naturalmente viene portato a piccole quantità di produzione, a maturare molto bene, e tutta questa acidità in più che magari nella versione non molto alcolica c'è ancora, questa selvaticità c'è ancora, viene, come tutti i vini portati a giusta maturazione, viene ridotta e diventa comunque un grande vino anche internazionale. Ok, bello questo. E tu hai lavorato non solo in Colli Orientali, mi sembra che hai lavorato anche in Carso. Sì, no? Carso nel Veneto, come dicevo prima, esatto. in Sardegna. Sardegna. Sì, parliamo un po' di Sardegna. Sì. Dici che questo è un amico. Sì. Parlando di global warming, lì è veramente caldo. Ma cosa sono le sfide? Ma guarda, però ti posso dire che il Vermentino, che insomma è il vitigno tipicamente della zona della Sardegna, e di OCG nella Gallura, dove si esprime al massimo delle sue potenzialità. Devo dire che anche nonostante tutto questo caldo, che ovviamente in Sardegna diventa ancora superiore, riesce sempre ad essere fantastico. Ma per forza, perché è un vitigno autoctono. E l'essere autoctono ti consente di aver passato nel tempo tantissime situazioni, quindi l'abitudine, come per l'uomo, diventa anche per la pianta. La pianta ha una piccola memoria. Ma sicuro, no? che ce l'ha, certo, ma si adatta anche adattabilità proprio e devo dire che ogni anno mi dà sempre grandi soddisfazioni. Un vitigno che io adoro tantissimo. Anche me. L'ho scoperto come grande vino, ed è un grande vino anche nel tempo. Io ho sempre trovato un paragone, e tu che ripeti queste stesse cose che hai detto quando abbiamo parlato di friulano, c'era sempre qualcosa tra friulano e vermentino che per me c'era una fratellanza tra loro due. Lo trovi anche tu quella sensazione? Ma fratellanza, diciamo, come essere autoctono, sì, ma come caratteristiche magari diverse. Sai cosa? L'unica cosa che può avere di identico è quella forma di leggera, non tannicità, anche quell'amarezza così, che insomma in qualche maniera viene fuori sul Tokai, che citavi prima, ecco, anche nel Vermentino un po' c'è, però io lo accomuno molto come caratteristiche olfattive al Riesling. Vermentino. Sì, certo. Mi sembra che c'è un parentella, c'è c'è la presenza DNA. un DNA,
nel TDN, nel trididronaftalene, che è la molecola che corrisponde a questo, e c'è sia nel vermentino che nel Riesling. Tant'è che quando, non da giovane magari si differenzia, ma da quando va verso la maturità, dopo i 2, 3, 4 anni, eccetera, e lì lo puoi bere come il Riesling molto, molto in là, nonostante l'acidità sia più bassa. E quindi torniamo anche lì al fatto che l'acidità non è sempre importante, e riesce ad essere molto simile al Riesling, tant'è che molte volte qualcuno potrebbe confonderlo. Se tu l'assaggi alla cieca, sono convinto che tanti potrebbero dire sì, questo è Riesling. Ok, soprattutto un Riesling di una zona calda, forse sì, certamente, Alsazia, qualcosa così. Sì, però Riesling c'è. Ne ho trovato, perché venuto in mente solo perché settimana scorsa ho fatto una degustazione di Malvasia e ho trovato anche quella sensazione di idrocarburo su certi vini. Lì vedi, sulla Malvasia la molecola è diversa. Lì parliamo invece di molecole simili a quelle del Sauvignon. Per esempio il mercato esanolo, il 3 mercato esanolo, che sono tipici, diciamo, del Sauvignon, li trovi, da studi che ho fatto, proprio anche nella Malvasia. E quindi magari sì, non c'è solo quella molecola, quindi ci sono altre molecole della Malvasia rispetto al Sauvignon che poi fanno un profumo diverso. Però se tu assaggi in maniera così attenta, trovi anche questa molecola che c'è, perché analiticamente la trovi, insomma, ecco. Ok, e parlando di analisi e di molecole e tutto quanto, hai mai lavorato con lo schioppettino? Certo, sto lavorando con lo schioppettino. Sì. Dove stai lavorando? Qui con Galiussi? No, con quale azienda? No, ma in questo caso c'è la Viarte che lo fa. Tu stai anche con la Viarte adesso? Sì. Ok. Certo. Ok. Anche Sgumin ce l'ha anche in Coglio, peraltro anche Comiance, quindi insomma sì, sto lavorando con lo schioppettino. Cosa pensi di questo schioppettino? Il schioppettino è il fratello rosso, diciamo, della ribolla, no? Esatto, quindi, ribolla nera. Sì, quindi anche lì, però a differenza della ribolla, se tu riesci a dare una maturità sullo schioppettino, riesci a dare una bella maturità, potresti trovare veramente grandi soddisfazioni nel tempo, perché comunque è un bel vino anche questo. Sì, esatto. E lavori anche con cos'è la garnacha in Sardegna? Sì, che lì sarebbe no, più che il Caronau, sì. Caronau, sì, che è garnacha, no? Non è Grenache. Sì. No, è stessa cosa. Tutti dicono che arrivi da quello, infatti il colore è molto simile ai cugini francesi della Provenza, eccetera. Ma lì, sai, poi lì riesce a dare veramente anche delle quantità di alcol molto importanti. Ma in questo caso non lo coltiviamo in Gallura, ma lo coltiviamo nella patria proprio del Caronau, che si chiama Mamoiada. Siamo in Barbagia proprio piena, e quindi lì nasce, lì siamo a circa 800 metri d'altezza e viene prodotto proprio lì, è il cuore, insomma, di produzione nella provincia di Nuoro. E il Caronau è veramente un grande vino anche quello, sì. Meno colorato, come dicevo prima, simile appunto ai cugini francesi, ma di grandi performance, diciamo, organolettiche, sì. Veramente buono. Bene. E Romania, sì. Cosa sta succedendo? Perché quando io stiamo parlando di, mamma mia, 30 anni fa quasi, quando ho cominciato a studiare vino, facevo esami e corsi e tutto quanto, c'era sempre un piccolo menzione di Romania come paese di produttore forse minore del vino, però è un po' sparito nel mercato mondiale. Cosa ti ha portato a produrre vino in Romania? Ma c'è stata così una collaborazione dovuta ad una conoscenza che c'è stata. Io ho detto ci provo, vedo un po', mi piace provare cose nuove, esperienze nuove, emozioni nuove, sfide nuove. E poi sai, nel nostro campo devi implementare questo, devi andare avanti, devi trovare qualche stimolo in più, sì. E allora è iniziata questa esperienza, questa collaborazione, e devo dire che prima di tutto la Romania, dove lavoro io, siamo al 45esimo parallelo, quindi siamo al nostro parallelo e a quello di Bordeaux, quindi già questo fa capire che siamo messi bene dal punto di vista di insolazione, eccetera. Poi si coltivano vini locali molto buoni, tendenzialmente un po' aromatici, come per esempio la Sciarba, la Feteasca Alba, la Feteasca Regala, la Plovaia, la
la Tamayoasa romanesca, che è già, Wow. è già difficile pronunciare. No, non provo di pronunciare. Come vino bianco. Hanno caratteristiche molto simili una con l'altra, però si coltiva anche lo Chardonnay, il Sauvignon. Di rosso si coltiva molto buono, a me piace molto la Feteasca Neagra, che è appunto sempre una versione rossa della Feteasca bianca, ed è un vino molto, molto importante, molto maturo, riesce a dare veramente grandi risultati. Assieme al Merlot, come dicevo prima, e Cabernet Sauvignon in modo particolare. Ecco, lì riesco a fare Cabernet Sauvignon veramente buoni, veramente molto, molto interessanti, perché lì abbiamo giuste maturità anche lì. C'è un posto, sono maturità che ecco, avevo all'inizio pensavo che la maturità, tenuto conto del caldo che c'è in estate, fosse una maturità che andava, diciamo, a maturare in tempi brevissimi. Invece no, vedo che c'è proprio una lunga maturità abbastanza dolce, che è molto importante per la produzione, appunto, per un equilibrio fenolico, per l'equilibrio anche zuccherino, eccetera, per avere quell'insieme di elementi che si fondono senza che qualcuno possa essere di più o di meno rispetto all'altro. Ecco. Okay. E devo dire con grandi risultati, tant'è che appunto in questa azienda, che si trova nella zona cosiddetta Vrancia, che sembra quasi pronunciare Francia, esatto, ma è la Vrancia, si trova a circa 200 km, un po' meno rispetto a Bucarest in alto, e devo dire molto molto interessante. Lì stiamo facendo dei bei prodotti, sì. A livello internazionale abbiamo fatto dei concorsi con grandissimi risultati. Devi portarmi qualche bottiglia, io sono sì, ma ce l'ho a casa, okay. Dopo te lo dirò. Molto interessante, perché io ho assaggiato pochissimi vini di Romania, anche se tanti anni fa c'era un po' di menzione di questi nei studi di vino. C'è un posto nel mondo che non l'hai mai fatto vino che ti piacerebbe fare il vino? Una zona che hai sempre sognato di fare, non lo so. Beh, non ho sognato una zona in particolare, non l'ho mai sognata, però so che tutte le zone per me sarebbero importanti. Non posso dire... beh, certo, visto che ci sei qua tu, anche Napa Valley mi piacerebbe tanto, perché è stata la prima zona che ho visitato più o meno dopo la laurea, e quindi è stata per me molto importante. Però, insomma, beh, lì forse per fare i rossi mi piacerebbe fare il grande rosso lì. Un grande rosso nella Napa Valley. Un grande bianco e anche il Pinot Nero in Borgogna. Okay. Un bellissimo Sauvignon nella Nuova Zelanda, ma come lo voglio io, e beh, insomma, basta. Pensi che riesci a fare un Sauvignon come vuoi tu in Nuova Zelanda? Non lo so, forse sì, forse no. Mi piacerebbe provare. Ma sicuro, perché di no? Non è facile arrivare fino là, però. L'unico vantaggio è che puoi farlo nei periodi in cui qui il vino riposa, perché là invece c'è la vendemmia, no? Questa doppia possibilità, diciamo, come spostamento. Allora non l'hai mai fatto una doppia vendemmia? Non hai mai fatto consulenza in Sudafrica? Ma guarda, c'era una volta uno che mi aveva chiesto, poi la cosa è andata un po' a finire, ma c'era questa possibilità, ma dopo, insomma, tutto sommato, insomma, non è facile fare tutti questi giri qua. Devo dire, una vendemmia all'anno è già abbastanza, no? È già tanto, sì, perché poi sì, d'accordo, c'è questo periodo di sosta verso Natale, Capodanno, ma poi devi riprendere subito, il vino deve essere preparato, fatto, eccetera, quindi non è così semplice. Il tuo ruolo è più o meno concentrato nella cantina, ma anche lavori in vigne come consulente agronimo? Ma guarda, non ho proprio il tempo per farlo, però la fortuna mia è che sono agronomo, quindi io mi sono laureato in agronomia e poi anche in enologia, ma l'agronomia per me è fondamentale, perché quando vedo una vigna so se questa vigna può diventare importante o meno, quindi per questo è molto, sì, è chiaro che il giro in vigna lo faccio sempre, perché è normale farlo, ma non posso stare lì a dire tante cose sulla vigna, perché non avrei il tempo proprio per farlo. Sì. Ma non posso mai prescindere dalla vigna. La vigna è fondamentale. Vigna è fondamentale. Assolutamente. E allora, l'ultima cosa che volevo chiedere, se tu non hai qualcosa che volevi intervenire, perché siamo quasi ad un'ora qui di nostra conversazione, e ti ringrazio per il tempo, ma non so se volevi raccontare, non so, una storia, un conflitto, non devi fare nomi, ma qualcosa, un inedito della tua carriera che si può parlare per finire con una bella storia. Ma no, tutto è bello, anche le cose che magari non hanno tanto, non sono
rimaste simpatiche, ce ne sono tante, però una cosa che può essere anche simpatica è quella che io mediamente quando vado in una cantina mi piace che la gente segua scrupolosamente quello che faccio, perché qualche volta potrei anche diventare magari antipatico perché sono troppo pignolo. Ecco, la mia pignoleria è ormai risaputa. E allora molte volte per una cosa che magari qualcuno potrebbe pensare sia così poco significativa, io invece la reputo molto importante. Allora, perché per me, per fare un grande vino, il grande vino è come un mosaico. E il mosaico ha tanti pezzi. Se manca qualche pezzo, comunque capisci cosa vuol dire questo mosaico, però manca. Okay. Allora per me il grande vino è quello che ha tutti i pezzettini di mosaico messi là perfetti. Per cui per fare questo l'attenzione deve essere totale. La maniacalità nel stare attento su certe cose è maniacale. Ecco, lì forse qualche volta magari sai con qualcuno che ci lavora in cantina diventa non semplice perché io pretendo questo, però questo ti dà il risultato. Con questo secondo me possiamo chiudere. Grazie tantissimo Gianni. Grazie per Wayne. Il tempo, è sempre un piacere passare un po' di tempo con te, ti stimo tantissimo e sono molto onorato che hai passato un po' di tempo con me, ti ho sempre seguito, ho sempre parlato bene dei tuoi vini, ho sempre apprezzato anche la tua disponibilità, perché ci sono state delle volte che ti ho fatto delle domande o delle richieste, qualcosa, e tu sempre mi rispondi, allora grazie tantissimo e ci vediamo in giro. Certo, io ringrazio te naturalmente perché mi ha fatto molto piacere anche queste tue ultime parole, ma per me il vino è passione, vivo per il vino e per cui stare accanto del vino o chi del vino fa motivo di vita per me è semplicemente un miglioramento anche del mio stato d'animo, per cui parlerò sempre e risponderò sempre alle persone che parlano di vino. Ma questo è un bel complimento anche per me, allora grazie. Grazie a te. Grazie.